Nella calza della Befana, si sa, ci sono dolcetti e caramelle per i bambini che si sono comportati bene. Ma c'è spesso anche del carbone e quest'anno nella calzetta della Befana di Rossano Veneto c'era un bel po' di carbone per la sanità, tema al quale fra Bassano e dintorni i cittadini sono molto interessati. E così nell'annuale invettiva satirica della strighetta del paese sono finite anche delle bordate, rigorosamente in rima, per il governatore del Veneto Luca Zaia. Sentite cosa ha detto la Befana a grandi e piccoli arrivati per il rogo dell'Epifania. Anche sanità e già sistemato, ma tu sorte il tuo destino dipende da quanti schei che te viene il taquin. Tempi lunghi per la visita e liste infinite di attesa, ma non sta a preoccuparti che pensi ai privati a curarti. Un accenno neanche troppo velato alle lamentele dei cittadini sulla sanità veneta in generale e su quella dell'UL7 in particolare. Uno dei temi più caldi degli ultimi mesi è proprio quello delle liste d'attesa, con tantissime segnalazioni, anche ai nostri microfoni, da parte di anziani che si ritrovano con esami e accertamenti fissati a distanza di mesi. Nessuna preoccupazione, avverte la pungente Befana di Rossano, se i tempi sono lunghi ci pensano i privati a curarvi. E anche qui sono molti i telespettatori che ammettono di aver scelto la sanità privata per accorciare i tempi pagandosi esami e visite. Insomma, pare proprio che ci sia del carbone anche per l'azienda sanitaria pedemontana. Ah, e ce n'è pure per il percorso autonomista con una terzina altrettanto pungente. Volevo chiedergli al doge veneziano laureato in proseccheria quanti anni si passa dal referendum sull'autonomia. Avevo paura che prima di diventare come i tedeschi stiamo freschi. Alla fine i cattivi pensieri e le cose che non hanno funzionato l'anno scorso se ne sono andate via con le faive dei falò. Ma nella calza resta, assieme a qualche dolcetto con cui consolarsi, anche il carbone. Buttalo via con quel che costa il riscaldamento.